stato un evento molto importante per il nostro piccolo paese perché abbiamo intitolato il Parco Giochi a Don Sergio Barlottini, un nostro compaesano che si è distinto dai pochi anni della sua vita nell'umiltà e dare la sua vita, il suo aiuto ai ragazzi più bisognosi. Lui purtroppo ci ha lasciato, ma ha lasciato il suo seme, non è morto, e l'associazione San Martino è qui oggi che testimonia che la sua attività continua ancora con umiltà e coraggio per aiutare i più bisognosi. Per noi è stato molto importante come Associazione San Martino questa intitolazione, perché Don Sergio nasce in questa comunità, è di Pozzolo, ma ha svolto tutto il suo ministero e il suo servizio in giro nella nostra comunità, nel nostro territorio mantovano. Noi come associazione lo ricordiamo in particolare per la comunità di San Martino Gusnago, dove ha raccolto ragazzi con diverse forme di disagio, tossicodipendenza, alcolismo e gli ha offerto una possibilità di rimettersi in gioco, di riaprire relazioni positive e quindi di rientrare anche un po' nella vita normale, superando quel grosso peso che avevano. Ma Don Sergio è stato anche sacerdote in comunità, è stato sacerdote nelle parrocchie mantovane, è stato cappellano delle carceri di Mantova e nella prima ondata della problematica dell'immigrazione è stato il fondatore della Casa di Mottella. Quindi è stato sempre costruttivo, sempre propositivo, sempre attento alle persone nella loro difficoltà. Ecco, noi ci tenevamo, a 25 anni dalla morte di Don Sergio, di riportare questa memoria nel suo territorio, alle sue persone, alla sua comunità. Abbiamo voluto intitolare impianti sportivi a Angelo Milani, un grande appassionato dello sport di Pozzolo, che è stato il primo che ha promosso lo sport a Pozzolo. Negli anni 60 abbiamo iniziato a partecipare ai tornei notturni con lo sponsor Bar Ancilla Pozzolo e dei paesi limitrofi, ne abbiamo anche vinti diversi. Poi negli anni 70 è arrivata la polisportiva con gli impianti che attualmente ci sono e Angelino ha portato il tamburello. È stato un momento veramente di gioia e di soddisfazione per la polisportiva, per tutti noi di Pozzolo. Sono due spazi molto frequentati, questo parco giochi per i bambini, riqualificato poco tempo fa con dei giochi inclusivi, e gli impianti sportivi storici di Pozzolo. Ambienti vivi, vissuti, dove il ricordo delle due persone come Don Sergio e Angelino Milani si fa vivo ancora oggi, perché la loro storia è stata una storia di impegno per il paese, per le comunità. Don Sergio non solo a Pozzolo ma soprattutto nella provincia di Mantova, Angelino invece per lo sport di qua, e soprattutto per i più giovani. Quindi questo legame che unisce le due persone per i più giovani si torna, come dire, a mettere all'attenzione, diventa vivo ancora oggi, è un seme che permette alle piante di crescere ancora e di essere, come dire, di attualità costante.